blend e poi commensali. Un menu, se vuoi potrai leggerlo e darci delle indicazioni e poi ascoltare le domande che ti faremo. Ok? Il tempo 12 minuti. Io ti chiamerò la metà, quindi 6 minuti e poi a scendere comunque ti farò altre. Quando vuoi ci dai il via e noi partiamo. Vado? Vai. Il campione si presenta con una veste elegante, brillante, color giallo paglierino con delicate nuance verdoline. Il perlage è fine, persistente, un po' lento nel suo progredire, forse indice di una sosta sui lieviti leggermente prolungata. Al naso si presenta abbastanza intenso, di una buona complessità e di una grande finezza olfattiva. Nello specifico riconosciamo note di frutta fresca, note di frutta croccante, un leggero soffio floreale e una finale nota di erbette aromatiche, molto molto piacevoli nell'insieme. Il bocca, la caratteristica è questa spiccata acidità, moltiplicata dalla pungenza data dal perlage. Una buona sapidità gustativa, il vino chiude molto molto piacevole con un retrogusto sapido, con una persistenza sapida. Il vino si presenta abbastanza equilibrato, spostato più sulle parti dure e una buona intensità, una buona persistenza gusto olfattivo. Il vino è pronto, direi che è un vino vitigno e territorio, direi che secondo me è una glera più chardonnay. Probabilmente questa acidità che riscontro nel bicchiere, nell'esame gustativo, riflette la personalità in piccola parte dello chardonnay. È un conegliano Valdobbiadene nel superiore Rive. Vendemmia è una vendemmia tecnologica, lo si intuisce dalle note olfattive e dal perfetto equilibrio gustativo. Uno Charmat lungo, a mio avviso, lo posso intuire dalla persistenza gustativa. Essendo un Rive, direi che è un millesimato 2017. Valore commerciale tra gli 11 e i 16 euro. Proseguo con il secondo campione. Il campione si presenta brillante, elegantissimo. Scusate. Il campione si presenta brillante con un color giallo paglierino dai bellissimi riflessi nel centro del bicchiere, perlage fine, persistente, che va a formare una bellissima colaretta al centro bicchiere. Al naso, all'esame olfattivo, il campione si presenta abbastanza intenso, media complessità, buona finezza. Nello specifico si possono percepire profumi soprattutto fruttati, di frutta fresca, fiori bianchi, fiori primaverili, fiori di campagna che possiamo incontrare in questo periodo dell'anno. In bocca il vino entra in bocca in punta di piedi, con una leggera morbidezza iniziale, poi arriva la freschezza, l'acidità e una buona sapidità a concludere tutto. È un vino che tende all'equilibrio proprio per questa nota leggermente dolce, leggermente morbida all'ingresso bocca. Un vino è intenso, buona persistenza e di buona finezza. È un vino pronto che tende verso la maturità. È un vino abbastanza armonico. Direi in questo caso che
dal mio punto di vista è un Cartizze vendemmia tecnologica Charmat millesimato 2016, valore commerciale tra i 22 e i 30 euro. Ok, abbinamento un menù. Nel piatto abbiamo alice marinate, salatina di finocchio arance, tortelli di piselli. Allora, Posso chiedervi sì. Prego, scusi. di abbinarmi 3 vini, un vino a piatto, prodotti nella DCG Conegliano Valdobbiadene, di cui uno col fondo. Ok. Grazie. Allora, 3 vini, quindi ciascuno per ogni piatto, corretto? Dunque, con il primo piatto, avendo una buona sapidità e una buona aromaticità data sia dalle alici sia dai finocchi, ma anche un po' di acidità data dall'arancia, io metterei un vino extra dry, un prosecco conegliano Valdobbiadene DOCG extra dry, un rive di farra di Soligo dell'azienda La Farra. Per quanto riguarda i tortelli di piselli, cacio e pomodoro brasato, metterei un prosecco col fondo di Belle Caselle. Per quanto riguarda composta di agrumi e ganache allo zabaione, la tortera Cartizze dry. E se invece volessi un vino tutto pasto? Allora, Il terzo piatto me l'hai abbinato? il terzo piatto con la tortera Cartizze dry.